Storia chiusa e buonanotte al secchio, pardon, alle quaglie. Il celebre dipinto cinquecentesco, noto come il miracolo delle quaglie di Jacopo Bassano, non tornerà mai più in Italia e in Veneto. Lo ha deciso la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 9962 del 2023, ribaltando in sostanza la decisione del Ministero della Cultura, che a sua volta aveva revocato l'esportazione del quadro. La spinosa vicenda era iniziata 6 anni fa, quando il dipinto era stato acquisito al Getty Museum di Los Angeles. La notizia aveva fatto il giro del mondo e il Ministero aveva annullato la licenza di esportazione con un provvedimento del gennaio 2022, sostenendo che la procedura fosse viziata da informazioni non veritiere. Ora il Consiglio di Stato ha chiuso virtualmente la questione per un motivo molto semplice. L'annullamento della licenza per l'esportazione è arrivato troppo tempo dopo il primo via libera. Ancora una volta un pezzo di storia, arte e cultura italiano e del Veneto se ne vola lontano. Vabbè, direte voi, ne abbiamo talmente tanti di quadri dipinti che anche se uno finisce all'estero poco importa. E invece importa e come, perché sono in molti a sostenere che quel dipinto di Jacopo Bassano avrebbe potuto ben figurare, visto anche un costo abbordabile, nel museo di Bassano del Grappa, magari vicino a quella pala di Sant'Anna che pure ha preso la via dell'uscio per aumentare il prestigio delle gallerie dell'Accademia a Venezia. Ma a questo punto ci si chiede: era stato valutato l'acquisto del Miracolo delle Quaglie da parte dell'amministrazione bassanese?